Allora, intanto buongiorno a tutti. Sono molto contento di intervenire quest'anno. Vorrei farlo anzitutto ricordando il grande lavoro e la grande eredità che Paolo Mocchi ha lasciato al nuovo presidente, al nuovo direttivo che ringrazio e quali faccio i complimenti per aver raccolto questa eredità importante per averla saputa rilanciare. Toccherò diversi dei temi che già il Antonio Padellaro con Domenico Pecile ha affrontato e parto da un ragionamento che riguarda gli ultimi 18 anni, perché dobbiamo dirlo, non sono stati facili gli ultimi 2 decenni. Abbiamo avuto una serie di crisi consecutive. Qualcuno le chiama crisi a grappolo, grappolo di crisi. E se facciamo l'elenco di tutti questi momenti ci rendiamo conto che le sfide già affrontate sono state tante. Siamo partiti dalla crisi finanziaria del 2008, che nasce, importiamo dagli Stati Uniti d'America. La crisi finanziaria anche da noi diventa una crisi economica, che poi diventa una crisi delle banche. Intervengono gli Stati per salvare le banche e la crisi delle banche diviene crisi del debito sovrano. È una fase storica dimenticata, ma è stata probabilmente una delle più lunghe crisi economiche e finanziarie nel continente europeo. A seguire, subito dopo, lo ricordava prima anche Antonio Padellaro, nel 2014 abbiamo avuto l'occupazione della Crimea da parte della Federazione Russa. È stata una riproposizione sul continente europeo della guerra, è cosa che avevamo vissuto negli anni 90 nella ex Jugoslavia e che ci vediamo adesso riproposta alle nostre porte. Anche qui sembra lontano, ma quelli sono anche anni di grande crisi migratoria, che ha il suo apice nel 2015 a seguito del collasso di alcuni paesi, in particolare la Libia e la Siria. Milioni di persone arrivano nel continente europeo. Per non farsi mancare nulla, nel 2016 abbiamo la Brexit, che è un altro fatto, anche questo, diamo tante cose per scontato, però nel processo di integrazione europea è un fatto assolutamente inedito. Fino a quel momento noi avevamo avuto successivi ben 7 allargamenti dell'Unione Europea. Eravamo passati da 6 paesi fondatori a 28 Stati membri. Non c'era mai stata, avevamo avuto molti allargamenti dell'Unione Europea, non c'era mai stata l'uscita di uno Stato dall'Unione Europea. Anche questa è una sfida inedita che l'Unione Europea ha dovuto affrontare. Chiusa la vicenda Brexit e l'accordo di uscita dall'Unione Europea entrerà in vigore nel 2020 e qui ci avviciniamo di più alla storia recente, scoppia la pandemia. Pandemia che parte come crisi sanitaria, diventa anche quella una crisi economica, non diventa una crisi dei debiti sovrani grazie all'intervento dell'Unione Europea. In particolar modo gli interventi della Banca Centrale Europea, questo progetto che tutti conosciamo, che è il Next Generation EU, che ha dato il via a finanziamenti, anche questi senza precedenti, in favore degli Stati europei. Soltanto l'Italia, tra contributi diretti e prestiti, ha potuto beneficiare di un qualcosa come 209 miliardi di euro, che è una somma imponente, colossale. Quando abbiamo, proprio non appena abbiamo alzato la testa dalla fine della pandemia, ci siamo svegliati un giorno, il 24 febbraio
2022 con l'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa. E se veniamo ancora alla storia più recente, proprio per dare l'evidenza di questo grappolo di crisi successive, possiamo arrivare al 7 ottobre 2023 con l'attacco da parte di Hamas a Israele. Anche questo tendiamo a dare tutto per scontato, ma l'attacco di Hamas a Israele è uno dei peggiori crimini internazionali commessi dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, al quale poi ha fatto seguito un crimine internazionale ancora più ampio, che è la guerra a Gaza, dove si calcola, i dati vengono ritenuti dalle Nazioni Unite affidabili, che siano già morti circa 53.000 persone, e di questi si calcola almeno la metà minori, ma in qualche maniera sono le immagini che vediamo, ahimè, tutti i giorni. A questa situazione di crisi consecutive, no, si aggiungono i tanti conflitti che vengono meno alla ribalta dell'opinione pubblica internazionale. È uno scenario molto complesso che giustamente Papa Francesco aveva ricordato come la terza guerra mondiale a pezzi. Ecco, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, ovviamente, come ciascuno di noi, sono particolarmente direttamente coinvolti da questa situazione di disordine mondiale, per tante ragioni, perché la guerra in Ucraina è alle nostre porte, e anzi vediamo, ormai sono diventati i nostri concittadini, tante persone fuggite dall'Ucraina che sono divenute veramente i nostri vicini di casa. Ci riguarda direttamente perché tutti i conflitti o l'instabilità che sta attorno a noi accelera i flussi migratori, e fin tanto che ci sarà una situazione di violenza così generalizzata e di instabilità così ampia, qualsiasi politica dell'immigrazione sarà un po' come cercare di svuotare il mare con un secchiello. È chiaro, qualcosa che è impossibile da fare. Ma forse c'è anche un'altra ragione per la quale questa situazione di disordine, di conflitti ci riguarda direttamente, perché ciascuno di noi, più o meno consapevolmente, porta all'interno, al suo interno, nel suo DNA, l'orrore dei crimini commessi nel quadro della Seconda Guerra Mondiale. È dentro di noi il rifiuto, perché abbiamo questa profonda ripulsione della guerra, perché è come se avessimo una memoria collettiva, e questa nostra memoria collettiva ovviamente ci fa sentire direttamente toccati dai conflitti che ci circondano. Ecco, in questa situazione molto complessa, frutto di tante crisi consecutive, ha fatto irruzione l'amministrazione Trump. Qualcuno potrebbe dire non è che ce ne fosse proprio bisogno, però così è stato. E l'irruzione dell'amministrazione Trump ha fatto, come da catalizzatore, ha fatto emergere un cambiamento profondo che c'è stato nelle relazioni internazionali. Quelli che erano stati i pilastri della stabilità e della prosperità in Europa per almeno 30 anni sono stati superati. Noi per 30 anni, ovviamente, gli elementi che si potrebbero citare sono molti, ma gli elementi essenziali su cui si è fondato la nostra stabilità e il nostro benessere negli ultimi 30 anni sono stati essenzialmente tre. Il primo, il libero commercio. Relazioni commerciali basate sostanzialmente sulla assenza di dazi doganali e su filiere di produzione che via via si sono allungate. Molti dei prodotti, a partire dai telefoni che portiamo in tasca, ormai partono da filiere che spesso trovano
il loro punto di partenza in Cina. Secondo elemento su cui si è basata la nostra prosperità e la nostra stabilità, l'approvvigionamento energetico a basso costo dalla Russia. Noi per decenni abbiamo scaldato le nostre case e fatto funzionare le nostre industrie con il gas importato a basso costo dalla Federazione Russa, e questo faceva ovviamente comodo a tutti. Il terzo elemento, il terzo pilastro, che è consolidato da dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è la difesa militare, affidata essenzialmente agli Stati Uniti d'America nel contesto della NATO. Possono piacere, possono non piacere gli Stati Uniti d'America, ma una fetta enorme della nostra libertà passa da questo elemento. Anche la libertà, mi permetto di dire, di parlare oggi liberamente in questo contesto. Una fetta enorme della nostra stabilità e della nostra prosperità passa da questo elemento. La difesa affidata essenzialmente agli Stati Uniti d'America nel contesto della NATO. Ecco, di questi tre pilastri, due sembrano completamente venuti meno, uno traballa. E questo emerge anzitutto dalla guerra commerciale. È scoppiata una guerra commerciale fatta da annunci quotidiani di nuovi dazi, di sospensione dei dazi decisi, di rilancio, di raddoppio dei dazi. È in corso una vera e propria guerra commerciale che è il contrario del libero commercio. I costi dell'energia sono aumentati enormemente, cosa che peraltro rende meno competitive le nostre imprese e anche più difficoltosi i nostri bilanci familiari quotidiani. C'è anche una certa incertezza sull'Alleanza Atlantica. In qualche maniera i paesi europei c'è una sorta di insofferenza nei confronti dei paesi europei. Il vicepresidente degli Stati Uniti d'America ci ha definiti dei parassiti, no? Ma l'idea di fondo è l'insofferenza verso paesi che vengono ritenuti approfittare del grande sostegno, del grande costo economico che la difesa europea comporta. Ecco, in questa situazione complessiva che ho voluto indicare, no, nel titolo di questo nostro incontro come disordine mondiale, la domanda che un po' tutti ci facciamo è se questi siano delle situazioni temporanee o sia una situazione che andrà consolidandosi. Cioè, la domanda che ci facciamo tutti è: ma finita l'amministrazione Trump, torneremo ai fondamentali di prima? Non è scontato che sia così. Per quanto riguarda i rapporti commerciali, non c'è dubbio che l'amministrazione Trump è un grande fattore di disordine. Ciò nonostante, delle riflessioni sui rapporti commerciali erano in corso già da prima dell'amministrazione Trump. La pandemia da Covid-19, questo l'abbiamo visto un po' tutti, ha fatto riflettere i leader di governo e anche le grandi aziende sull'opportunità di accorciare le filiere produttive. Se vi ricordate, c'era un periodo in cui si diceva: non possiamo costruire più di tot macchine perché non arrivano i chip dalla Cina, non possiamo fare le lavatrici, non abbiamo a disposizione le mascherine per la pandemia, che è una cosa banale da produrre, ma ce lo ricordiamo tutti: se non arrivavano dalla Cina non avevamo le mascherine per proteggerci. E quindi la riflessione sull'accorciare le filiere di produzione è già in corso da qualche anno. Inoltre, già prima dell'amministrazione Trump era in corso una riflessione sull'esigenza di sostenere l'industria europea e sull'esigenza di proteggere alcune produzioni. E questo vale soprattutto per il settore automobilistico. Noi vediamo girare nelle nostre strade molte automobili cinesi, e c'è una casa automobilistica che diverrà sempre più nota, che si chiama BYD, che ha una sovrapproduzione di automobili in Cina enorme
e che programma di vendere tutta questa sovrapproduzione a basso costo in Europa. Addirittura ha costruito, sono cose che non si fanno in poco tempo, delle enormi flotte di navi gigantesche per portare questa produzione. È chiaro che l'Unione Europea non può accettare, no, l'annullamento di tutta la sua produzione automobilistica, quindi un ragionamento sull'imposizione di dazi doganali nei confronti di alcune produzioni era già in corso prima e continuerà anche dopo. C'è poi il tema dell'approvvigionamento energetico, no? Qui la speranza, forse l'illusione, è che finita la guerra in Ucraina i costi dell'energia tornino ad abbassarsi. Non è detto che sia così. Non è detto che sia così perché i consumi e la domanda di energia sono vie più crescenti. Il riscaldamento, il condizionamento delle nostre case richiede più energia, le macchine elettriche richiedono energia, i centri di calcolo per l'intelligenza artificiale, che un po' stiamo conoscendo, un po' tutti a conoscere, chiedono un'enorme quantità di energia, l'estrazione di criptovalute che potrebbero diffondersi sempre di più richiedono un'enorme quantità di energia. A fronte di una domanda crescente è improbabile che il costo dell'energia si abbassi e quindi anche questo probabilmente non sarà un dato temporaneo, sarà un dato strutturale. E poi c'è la difesa militare. La volontà dell'amministrazione Trump di ridurre o comunque di riequilibrare l'impegno in Europa è abbastanza evidente. Finita l'amministrazione Trump sarà superata questa cosa? Anche questo non è detto, perché un altro dato strutturale è quello che gli Stati Uniti d'America hanno un debito pubblico gigantesco e quindi è possibile, forse è probabile che anche le future amministrazioni vorranno ridurre questo impegno. La sintesi di questo discorso è che, non c'è dubbio, l'amministrazione Trump ha creato grandi incertezze, queste incertezze si prolungheranno per tutto il mandato, insomma dovremo tenere le cinture allacciate ancora per un po' di tempo, però è probabile che alla fine dell'amministrazione Trump non si tornerà alla situazione precedente. Nel complesso lo scenario è cambiato e il nuovo ordine è destinato a mantenersi per un periodo ben più lungo. Se questi sono dati economici o dati geopolitici, c'è poi un dato culturale molto importante che merita una riflessione. E questa riflessione potrebbe essere così sintetizzata. Ma nel nuovo mondo c'è spazio per l'Occidente? Nel senso che finora, ed è stato un elemento che ha caratterizzato le relazioni internazionali, si è sempre immaginato, sia pure semplificando, si è sempre immaginato una distinzione di fondo, che è un po' l'eredità culturale che accumuliamo da secoli se non millenni, cioè la distinzione tra Occidente, inteso come l'insieme delle democrazie di impronta liberale, quello che veniva definito una volta il mondo libero, contrapposto all'Oriente, inteso come uno spazio retto prevalentemente da autocrazie. Ecco, questa distinzione, che è un altro elemento della nostra memoria collettiva, negli ultimi tempi si è sfumata, perché anche in diversi paesi occidentali è divenuta allettante l'idea o il modello, il falso modello della cosiddetta democrazia illiberale. Il fascino dell'uomo forte e anche l'idea di fondo che la democrazia funziona meglio se è guidata da una persona che decide per tutti. Questa idea l'abbiamo fatta riemergere in Europa. Tra il 2017 e il 2024 in Europa
è stato elaborato questo concetto di democrazia illiberale. A partire dal 2017, e anche questa è stata una sfida inedita, i giuristi di diritto dell'Unione Europea la chiamano crisi dello Stato di diritto. Dal 2017 in Polonia sono state approvate tutta una serie di riforme legislative per porre il potere giudiziario sotto il controllo dell'esecutivo, che è un elemento che contrasta profondamente con quel valore fondamentale delle democrazie occidentali che è l'indipendenza della magistratura. Questo non è avvenuto solo in Polonia, è avvenuto in Ungheria, è avvenuto in Romania. E questa visione riemerge con ancor più forza sotto l'amministrazione Trump. E attualmente ha anche una denominazione, ha preso un titolo questo modo di pensare. Viene chiamato illuminismo scuro, dark enlightenment in inglese, l'illuminismo scuro, che ha un suo motto, la libertà incompatibile con la democrazia, che nella nostra visione è un paradosso. La libertà incompatibile con la democrazia ha dei suoi grandi sostenitori, i principali sono tre, sono Curtis Yarvin, che è un informatico americano, Peter Thiel, più conosciuto, che è un imprenditore, un investitore multimiliardario, e il terzo grande sostenitore di questa visione è James David Vance, che è il vicepresidente degli Stati Uniti d'America. È un ambiente che sta attorno all'attuale presidente degli Stati Uniti d'America. L'attuale presidente degli Stati Uniti d'America è abbastanza evidente, non è un filosofo, però attorniato da persone che sostengono queste visioni, alcune di queste peraltro sono dotate di capitali finanziari molto, molto importanti. I capisaldi di questo pensiero, tutti preoccupanti, sono diversi, io ne cito quattro. Il primo, che è molto affascinante anche nell'opinione pubblica italiana. Lo Stato ideale dovrebbe funzionare come un'azienda, guidata da un presidente amministratore delegato. E questo è diciamo il meno preoccupante dei capisaldi di questa corrente di pensiero. Il secondo, i residenti sono dei clienti che si devono adattare a rapporti di dominio-sottomissione. Terzo capisaldo, i tribunali che impediscono ordini incostituzionali dovrebbero essere semplicemente ignorati. Ultimo capisaldo, che poi mi riguarda direttamente, riguarda anche il collega Enzo Cannizzaro, che saluto, le università, essendo il cuore del vecchio regime, dovrebbero essere liquidate. Se voi prendete questi capisaldi, voi li potete vedere in quello che sta succedendo anche proprio negli ultimi giorni. Ecco, perché questa è una visione molto preoccupante? Perché questa è una visione che fa venir meno quello che era il collante dell'Occidente, quello che è il collante del mondo libero. Cioè una serie di valori fondamentali che stanno alla base del nostro modo di pensare, del nostro modo di agire, del nostro modo di intendere la comunità, e quindi il rispetto della democrazia, il rispetto dello Stato di diritto, il rispetto dell'indipendenza della magistratura, il pluralismo dei media, l'autonomia delle università. Cioè questa è una visione culturale che allontana le sponde dell'Atlantico. E questa è una novità, indubbiamente è una novità. A questo elemento culturale si aggiunge una visione politica, vi faceva cenno Antonio Padellaro, cioè la considerazione che l'Unione Europea sia un terzo incomodo, che la politica internazionale debba essere retta da grandi sfere di influenza, guidate da poche persone, da grandi paesi, da grandi imperi, e tutti gli altri componenti della comunità internazionale si devono abituare a quello che i leader di questi grandi imperi decidono. Per cui chi deve decidere il destino dell'Ucraina? Trump e Putin. Chi deve decidere come si deve fare la pace
tra Israele e Palestina, gli Stati Uniti d'America. E in questa visione antistorica l'Unione Europea è un incomodo, è un intralcio. Di qui la grande diffidenza dell'amministrazione Trump verso l'Unione Europea. Ecco, se devo fare una valutazione complessiva, mentre i primi tre elementi che vi ricordavo prima, cambiamenti nelle relazioni commerciali, cambiamenti nei costi dell'approvvigionamento energetico, ripensamento degli equilibri nella difesa del continente europeo, sono probabilmente tre elementi strutturali, non cambieranno per molto tempo. Questi ultimi forse cambieranno, cioè io credo che i rapporti tra Europa e Stati Uniti d'America sono rapporti così stretti, così consolidati nel tempo, che queste visioni aberranti probabilmente avranno un fiato corto. Spero che sia una previsione giusta, ma non è detto che lo sia. Ecco, in tutto questo contesto, l'Unione Europea cosa fa? L'Unione Europea in questo contesto, che potete capire è molto complicato, è chiamata a fare delle scelte coraggiose. E in alcuni ambiti l'Unione Europea è molto attrezzata per fare scelte coraggiose ed efficaci, ha gli strumenti giuridici, gli strumenti politici per farlo. Ad esempio, un ambito in cui l'Unione Europea si è particolarmente attrezzata negli ultimi anni è quello del controllo del rispetto dello Stato di diritto. Detto in altri termini, l'Unione Europea è capace ora, ma non da molto tempo, da qualche anno, di contrastare, di limitare eventuali, derive autoritarie all'interno dei suoi Stati membri. Ed è particolarmente attrezzata perché si è dotata di alcuni strumenti, ne cito due, uno che ha sempre avuto. L'Unione Europea ha una Corte Suprema che si chiama Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dove ho avuto l'onore di lavorare, che è un organo giurisdizionale molto autorevole, molto attento su questi temi, e che ha anche la possibilità, senza entrare in troppi tecnicismi, ma anche di infliggere delle sanzioni pecuniarie nei confronti degli Stati che non rispettano, ad esempio, il principio dell'indipendenza della magistratura. L'altro strumento, molto recente, si chiama politica della condizionalità. Anche qui non voglio entrare in dettagli tecnici, ma sostanzialmente la politica della condizionalità è la trasposizione a livello di Unione Europea della vecchia regola che ci dicevano le nostre mamme, secondo cui questa casa non è un albergo. È esattamente quella trasposizione. Vuoi i fondi, ti piacciono i fondi dell'Unione Europea? Sono utili, sono tanti, bene, devi rispettare certe regole, tra cui la regola del rispetto dell'indipendenza della magistratura. Non lo fai, posso sospenderti i fondi. E questo strumento, che è stato introdotto con un regolamento dell'Unione Europea nel 2020, si è rivelato particolarmente efficace, soprattutto nei confronti dell'Ungheria. Insomma, quando hai leader di governo, gli sospendi qualche decina di miliardi di euro di contributi finanziari, un po' sulla retta via tornano. Ecco, questo è un ambito in cui l'Unione Europea è particolarmente attrezzata. Un altro ambito in cui l'Unione è dotata di strumenti efficaci è quello delle relazioni commerciali. Partiamo da una premessa: le guerre commerciali non fanno bene a nessuno, non ci sono vincitori nel caso di guerra commerciale, però laddove si dovesse ingaggiare una guerra commerciale, l'Unione Europea ha gli strumenti per effettuarla. Ne cito in particolare due. Il primo: la Commissione Europea ha la competenza esclusiva a negoziare accordi commerciali, e quindi non si può fare una cosa che l'amministrazione Trump voleva fare: dividere i singoli stati europei, provare a negoziare
condizioni diverse con ogni singolo Stato europeo e giocare su queste divisioni. Questa cosa non è possibile, perché i trattati affidano la competenza esclusiva a negoziare gli accordi commerciali alla Commissione europea. E l'altro strumento è rappresentato dalla possibilità di prendere in questo settore delle decisioni a maggioranza. Qui non ci vuole l'unanimità. La Commissione propone, un'altra istituzione dell'Unione Europea che si chiama Consiglio decide e la cosa è fatta. E quindi le misure per reagire alle aggressioni commerciali possono essere prese senza che un singolo Stato alzi la mano e dica a me non va bene, si blocca tutto. E quindi anche qui l'Unione Europea è dotata di strumenti efficaci. Completamente diversa è la situazione nel campo della difesa. Qui l'Unione Europea non è attrezzata, anzi subisce dei limiti importantissimi. Due in particolare. Uno è strettamente giuridico. Nel campo della difesa le istituzioni dell'Unione, il Consiglio in particolare, devono deliberare all'unanimità. E unanimità significa diritto di veto di ciascuno Stato membro. È difficilissimo realizzare qualsiasi cosa. L'Unione Europea ha 27 Stati membri, grandi, piccoli, con sistemi economici, giuridici, tradizioni diverse, sistemi industriali diversi. È difficilissimo fare qualsiasi cosa all'unanimità. Inoltre, questo è un settore dove alcuni Stati membri hanno in materia di difesa, hanno dei campioni nazionali, hanno grandi industrie nazionali e questo ostacola molto la collaborazione perché ovviamente ogni governo coltiva il suo campione nazionale ed è molto difficile che tra diversi grossi gruppi ci sia una collaborazione. Qual è il risultato allo stato attuale di questi due grossi limiti? Il risultato è che nel campo della difesa, a livello di Unione Europea, siamo quasi all'anno zero. Questa è la realtà. C'è un istituto di ricerca che si chiama Istituto per gli Studi di Politica Internazionale che ha pubblicato più volte dei dati che rendono bene l'idea di come si sia a livello di collaborazione nell'Unione Europea all'anno zero in tema di difesa. L'ISPI ha fatto questa cosa, ha confrontato i modelli di armamenti in dotazione nei paesi europei appartenenti alla NATO con i modelli di armamenti negli Stati Uniti e i risultati sono eclatanti, ve ne cito solo alcuni. Carri armati in dotazione ai paesi europei, modelli numero 17. Stati Uniti d'America, modelli numero 1. Aerei da caccia, a livello europeo abbiamo 20 modelli, negli Stati Uniti d'America 6. Fregate, a livello europeo 29, negli USA 4. Questo vi dà l'idea, voi dovete immaginare cosa voglia dire immaginare una difesa comune con sistemi di armamenti completamente diversi e che tra di loro non si parlano. Sostanzialmente non si riesce a fare. Abbiamo sistemi diversi che tra loro non sono interoperabili e non c'è e non ci sarà mai una volontà unanime a creare dei sistemi comuni. Ecco, in questo contesto molto difficile, cosa ha fatto l'Unione Europea? Cosa ha proposto la Commissione Europea? Se ne sta molto parlando nelle ultime settimane. Ha proposto un piano che inizialmente in maniera molto sfortunata era stato denominato Rearm Europe e poi è stato ridenominato Readiness 2030, pronti per il 2030. Comunque la denominazione non è tanto importante, è importante la sostanza. Cosa propone questo piano? Propone sostanzialmente e principalmente due cose. Prima cosa, la possibilità di emettere debito pubblico dell'Unione Europea per reperire 150 miliardi di euro da erogare come prestiti a dei tassi molto agevolati
agli stati che ne facciano richiesta per fare investimenti nel campo della difesa. L'erogazione è subordinata al fatto che gli acquisti vengano fatti congiuntamente almeno da 2 stati o da uno stato assieme all'Ucraina, e l'erogazione è subordinata al fatto che gli acquisti vengano fatti da fornitori stabiliti nell'Unione Europea o in Ucraina. Questa cosa dovrebbe spingere un po' per l'interoperabilità: se si acquista assieme, si acquistano assieme degli armamenti comuni, e dovrebbe spingere, no, l'industria militare europea e ucraina. Questo è il primo elemento: emissione di debito comune per fare prestiti agli stati interessati. Il secondo elemento è chiamato clausola derogatoria nazionale. Anche qui, senza entrare in tecnicismi, in cosa consiste? Nel concedere, noi sappiamo tutti oramai che ci sono delle regole di bilancio stabilite dall'Unione Europea. In questa maniera l'obiettivo è di dare un po' di flessibilità a chi fa debito per investimenti nel campo militare. Se spendi di più, i debiti che fai non vengono calcolati ai fini del patto di stabilità. Ci sono dei punti di forza, ci sono dei punti di debolezza in questo piano. Punto di forza: è un piano che può essere può essere attuato a maggioranza, non serve l'unanimità, quindi è una cosa che concretamente si può fare. Secondo punto di forza: il finanziamento, una parte del finanziamento del piano avviene con emissione di debito comune, con emissione di eurobond, diciamo così. Questo è un elemento positivo ed è un'eredità del periodo del Covid, che è stato il primo contesto in cui l'Unione Europea ha emesso il debito comune. Può sembrare una cosa scontata, così scontata non è, perché fino a non molto tempo fa molti autori, anche molti leader di governo, ritenevano che l'Unione Europea non potesse emettere titoli di debito comune. C'è una sentenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco del 2009 che aveva addirittura detto che l'emissione di titoli di debito comune da parte dell'Unione Europea sarebbe stato un attentato all'identità costituzionale della Germania, quindi non si poteva assolutamente fare. E invece poi, come spesso accade, a fronte della necessità, in quel caso imposta dal Covid, si è fatta emissione di debito comune. E adesso invece è prevalente la convinzione che per far fronte a delle emergenze si possa emettere debito comune. E questa sarebbe una delle evenienze in cui viene emesso debito comune. Il terzo elemento di forza, perlomeno io lo considero di forza, ma so che sarà oggetto di grande discussione, avete sentito una posizione molto diversa pochi minuti fa, è che questo è un piano volto a sostenere l'Ucraina. L'emergenza alla quale l'Ucraina deve far fronte a seguito del possibile disimpegno degli Stati Uniti d'America nel sostenere l'Ucraina, e a fronte dell'aumento delle aggressioni da parte della Federazione Russa. Lo leggete negli ultimi giorni, anzi negli ultimi mesi direi, sono aumentati gli interventi armati contro l'Ucraina. Questo è un piano emergenziale che vuole aiutare soprattutto l'Ucraina. Ci sono molte posizioni sul punto, no? C'è chi ritiene che la cessazione delle ostilità tramite la resa dell'Ucraina o tramite concessioni territoriali importanti alla Russia sarebbe una strategia preferibile. È una tesi, probabilmente anche molta diffusa, è un'opinione. Mi permetto di dire che non le opinioni, la storia insegna qualcosa di diverso. La storia insegna che
fare concessioni territoriali ai dittatori che minacciano la pace internazionale è solo l'anticamera di un conflitto più ampio. Questa è la storia. Poi ci sono le opinioni, ma la storia è questa. Non è scontato che la storia si ripresenti, però se la storia insegna qualcosa, forse leggere l'attualità alla luce del prisma della storia può essere di una qualche utilità. Questa è una strategia dell'Unione Europea che però ha anche dei limiti che sono piuttosto evidenti. Primo limite, è una strategia fondata solo su prestiti. La possibilità per l'Unione Europea di fare prestiti attraverso i fondi recuperati emettendo debito comune, la possibilità per gli Stati di fare prestiti da investire, emettere titoli di debito da investire in spese per la difesa. È tutto basato sui prestiti. Perché questo è un limite? Perché questo è un limite importante? È un limite importante perché la capacità di indebitamento tra gli Stati membri dell'Unione è molto diversa. Ci sono Stati membri che hanno una capacità di indebitamento sostanzialmente illimitata, come la Germania. Ci sono altri paesi che hanno una possibilità di indebitamento molto ristretto, e in particolare l'Italia e la Francia. E non a caso l'Italia e la Francia sono due paesi che non hanno richiesto di partecipare a questo piano, a questa strategia. Sicuramente ci sono anche delle ragioni politiche alla base di questa scelta. Complessivamente fino ad oggi 16 Stati membri dell'Unione Europea hanno chiesto di partecipare a questo piano proposto dalla Commissione europea. C'è poi un secondo limite di questa strategia. È un piano che spinge pochissimo verso l'interoperabilità. Abbiamo detto non abbiamo una difesa comune perché ognuno fa un po' come gli pare, ognuno ha i suoi armamenti. Quando decide di comprare gli armamenti, da chi va? Va dal suo campione nazionale, quindi ognuno ha il suo carro armato, ognuno ha il suo caccia, ognuno ha la sua fregata, ognuno ha i suoi siluri, eccetera, eccetera, eccetera. Questo piano spinge pochissimo per l'interoperabilità. Dice che si finanziano gli acquisti congiunti e basta che 2 Stati membri si mettano d'accordo. Forse un po' pochino, no? Perché si poteva fare di più per creare delle iniziative comuni che diventassero, no, il punto di partenza di una possibile difesa comune. Si è deciso di non farlo. Il limite più grande, perlomeno nel mio modo di vedere, di questa strategia è rappresentato però dall'assenza di prospettiva. Nei documenti che accompagnano questo piano della Commissione si legge testualmente che gli Stati membri resteranno sempre, così si dice, responsabili delle loro forze armate. Ecco, leggere questa cosa in questo contesto storico, in un piano proposto dalla Commissione europea, per chi studia il processo di integrazione europea è una cosa semplicemente incomprensibile. Perché è incomprensibile? Perché la prospettiva di tutto il processo di integrazione europea ed è sempre stata, la creazione della Federazione degli Stati Uniti d'America. Ben inteso, non ci siamo, non so neppure se noi o i nostri figli riusciranno a vedere la Federazione degli Stati Uniti d'America, ma se voi leggete qualsiasi documento fondatore di questo processo, la dichiarazione Schuman, il manifesto di Ventotene, gli scritti di Luigi Einaudi, tutti gli scritti fondanti di questo processo, la prospettiva è chiara: andare a creare una federazione dotata di una sua difesa comune. Ecco, il fatto di scrivere nero su bianco in un documento che la responsabilità delle forze armate resterà sempre agli Stati membri lascia molto interdetti. Si poteva fare diversamente, si poteva
sicuramente fare di più. E quel che manca è una consapevolezza storica, cioè la consapevolezza che nella storia le occasioni per l'avanzamento del processo di integrazione europea si presentano a distanza di tempo le una dalle altre. La precedente occasione in cui si era aperta una finestra per creare una difesa comune è il 1952, cioè stiamo parlando di 70 anni fa, quando proprio in occasione di quell'evento che ha ricordato Antonio Padellaro, che parte con l'invasione da parte della Corea del Nord e della Corea del Sud, perché partì così, per una verità di storia, gli stati europei vengono a sapere che Stalin ha pronti piani per l'aggressione di tutta l'Europa occidentale e quindi hanno una preoccupazione: creare la difesa comune. Viene anche scritto un progetto, che è il progetto per la creazione della Comunità Europea della Difesa, che poi cade sotto il veto francese e non verrà mai ratificato. Sono passati da quella finestra, sono passati 70 anni e sembra essere aperta un'altra finestra. Non si sa quando si apriranno nuove finestre per riuscire a creare una difesa comune europea, che è un elemento essenziale per il mantenimento di relazioni internazionali pacifiche. E su questo, così vado anche a concludere, vorrei leggere un monito che ci hanno lasciato due dei padri fondatori dell'Unione Europea, che sono Jean Monnet e Robert Schuman. E questo monito è molto attuale ed è in apertura di questo documento che viene considerato l'atto fondatore del processo di integrazione europea, che è la dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950. Io consiglio sempre ai miei studenti, andatela a leggere, sono 2 pagine e sono di una ricchezza e di una profondità straordinaria. E il monito è questo, è scritto nel 1950: la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. Ecco, queste parole, come dicevo, sono un po' un monito che riecheggia nella storia, che forse impone una riflessione profonda a chi ha responsabilità di governo e credo in ultima analisi a ciascuno di noi. Vi ringrazio per l'attenzione.